Edizione flash del nostro spazio informativo, apriamo subito con la notizia relativa all'aggiornamento del Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono stati rilevati 772 nuovi contagi, il 7,74% dei 9.970 tamponi eseguiti. Inoltre sono stati registrati 34 decessi da Covid, ai quali si aggiungono ulteriori 18 pregressi inseriti oggi al sistema. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.970, di cui 7.696 a Trieste, 14.437 a Udine, 6.353 a Pordenone e 4.088 a Gorizia, alle quali si aggiungono 396 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.297, 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e calano a 629, meno 23 di ieri, ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 941, con la seguente suddivisione territoriale: 321 a Trieste, 375 a Udine, 195 a Pordenone e 50 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.732, i clinicamente guariti 414 e le persone in isolamento 14.195. I temi della sanità regionale nell'ambito dell'emergenza Covid, ma anche la stretta collaborazione con il sistema della protezione civile, sono stati alcuni degli argomenti analizzati quest'oggi nel corso dell'incontro svoltosi a Palmanova tra il vice governatore della regione Riccardo Riccardi e il nuovo prefetto di Pordenone Domenico Lione. Al vertice ha partecipato anche il direttore della protezione civile regionale Amedeo Ristei. L'occasione è servita per focalizzare l'attenzione su cui alcuni aspetti legati alla sanità pordenonese in un particolare periodo come quello che il territorio sta vivendo in questo momento nella seconda ondata della pandemia. In particolare il vice governatore ha ricordato la forte attività di screening messa in atto dalla Regione attraverso un potenziamento dei numeri dei tamponi eseguiti, operazione che richiede un miglioramento dei flussi delle informazioni sulle persone testate. È stato notificato nella giornata di ieri al titolare di un esercizio pubblico di Monfalcone il provvedimento del questore di Gorizia che dispone, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si tratta del Dolce Vita di Viale San Marco. La restrizione è stata imposta in quanto lo scorso 30 ottobre gli agenti della polizia locale di Monfalcone hanno sorpreso un dipendente del bar mentre somministrava bevande alcoliche a 2 minori di 18 anni. Il decreto di sospensione, predisposto con un'azione coordinata dalla Polizia Locale di Monfalcone e dalla Divisione di Polizia Amministrativa Sociale della Questura di Gorizia, avrà una validità di 8 giorni. E con questa edizione chiudiamo qui la pagina flash del nostro spazio informativo. Grazie per l'ascolto e per la visione. Alla prossima.